Posso mai non insegnarvi e farvi vedere come si sblocca? E la portiamo a 99 km orari. Wow! A 52! 55! La gente ci guarda scioccati. Grazie mille. Oh, ma è esteticamente figa e va forte. Oh, in salita da solo acceleratore già siamo a 40 km orari, e non si ferma. Che dire, ragazzi, bicicletta veramente eccezionale. Che ridi che c'è? Non lo so. Perché non abbiamo iniziato a fare? Già stai ridendo. Oggi con le campane, disturbano. Finalmente, grazie mille. E bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un nuovo unboxing. Già potete leggere il brand. Valicolece. No, Valicolece. Vacole. E se sei cinese? Ma non che dire, quella è la R. Oh my god. Comunque, primo test sul canale di questo brand. Andiamo a vedere un po' che mezzo uscirà fuori. Vi posso già dire, come avete capito anche dal titolo, qui siamo. Ti vuoi far male? Oh, ma guarda, c'è una linguetta apposta. State fermi con le mani. Ok. Bella imballata. Oh, accessori già vedi. No, fighissimo. Kit di gonfiaggio. C'ha la sua borsetta. Fighissimo, ragazzi. Tutte le boccole. Ma questo che cos'è? Aspetta. No, vabbè, kit bucatura. Sono troppo contento. Alta classe qua. Spettacolo questo. Poi c'è tutto dentro. Se no, come cazzo la fai la bucatura? Manuele, sei un volgare, te lo posso dire, sei un volgare. Qui dentro cosa esce? Cosa esce? Vediamo. Good quality mirror sarebbe? Specchio di buona qualità. No, fighissimo ragazzi. Per la mia moto. Questo è veramente. È per la bici. Gli specchietti quanto sono fighi. Oh, ma veramente sono fighissimi. Regolabili, cioè questi li puoi mettere su, sotto. Sono i miei, Manuele. Qua c'è il caricatore, i pedali, portatelefono. Mio anche questo. Diciamo, allora, alziamo. 3, 2, 1, vai. Vai. Bam! Bella comunque, eh. Allora, qua ci sono altri pezzi. Non ci perdiamo i pezzi, vieni qua. Già riusciamo a notare il design. Un mono bello particolare. Forcella con doppia piastra. È interessante questa sella lunga per fare le pinne e poterci andare anche in doppio. Un doppio. Dai ragazzi, la apriamo, la montiamo, ve la faccio vedere meglio nel dettaglio. Vi racconto qualche chicchetta e qualche particolare e saliamo in sella. Ragazzi, motore singolo da 750 watt. La particolarità è la doppia batteria, anche se sul sito adesso è esaurita quella con la doppia batteria, c'è quella con la singola batteria. Ma a brevissimo uscirà una versione col doppio motore e sono stracurioso di provarla perché già così fatto qualche accelerata e fa paura. Sì ragazzi, la bicicletta arriva con l'acceleratore staccato e limitata a 25 km orari. Ma posso mai non insegnarvi. Riprendi. Posso mai non insegnarvi e farvi vedere come si sblocca? Venite con me. Vieni con me. Andiamo ad impostare subito la velocità 5. È irrilevante questa cosa. Andiamo a cliccare su questo tastino che è quello dell'accensione e si spegne. Andiamo a cliccare su questo tastino. Una volta cliccato su questo tastino entriamo nel menu. Abbiamo 4 voci: Display Setting, Advanced Setting, Information. Andiamo subito su Display Setting. Clicchiamo sempre lo stesso tastino. Andiamo su Speed Limit, prima era 25 km orari. Andiamo a cliccare sullo stesso tastino e la portiamo a 99 km orari. Usciamo dal menu Back. Andiamo su Advanced Setting e andiamo a portare la corrente a 20 A. Non so se questa cosa è rilevante o meno, però l'ho fatto. E la bicicletta adesso ragazzi vola. È un missile. Adesso indossiamo il casco e andiamo a testarlo. Ricordatevi di iscrivervi al canale perché è fondamentale, ci date tanto supporto. E vi ricordo anche che per queste bike vi lascio sempre un link sconto in descrizione. Anche perché se non vi iscrivete al canale poi c'è Manuele che si arrabbia, giusto?
No, non gli devi dare le testate. Ti devi iscrivere, guarda. Iscriviti al canale YouTube Valentino Pezzi, lo leggi? A few moments later. Allora, passo 5. Manu, chiudi il cancello e sali dietro. Andiamo a testarla in doppio. Dalla casa madre dicono che regge 150 kg. Io sono un'ottantina di chili. Manu ne è 90, quindi... Oh, 90 più 80, quanto fa? 15 e 18, quanto fa? 170. Siamo a 170 kg, siamo anche 20 kg in più. Oh, È comoda. ci sei? Vado. Wow, è comodissima comunque. Vabbè, ma la sella veramente è comodissima. Oh, può mettere, ah, è gigante. Possiamo andare in palestra. Oh, serio, vero, È un motorino. La gente ci guarda scioccati. Manu, io spero che abbiamo abitato bene la ruota davanti. Palla. No, no, no. A posto allora. Vabbè, naturalmente sei tu più pesante davanti. Io siamo già a 40 km/h, non sto nemmeno accelerando. Oh, 46 km/h e 2 in doppio, 47. Siamo sul raccordo. Grande! In autostrada. Oh, vola, vola. Devo essere sincero, per il peso che... Cioè, siamo anche belli Vabbè, siamo anche belli pesanti e frena anche bene. Complimenti a Vacole. Riproviamo. Allora, in salita siamo completamente fermi. Oh, schermetto, perché hai tolto la luminosità? Allora, andiamo a spegnere il faro prima di tutto. Spento. Test in salita, solo accelerature. Siamo sempre in doppio e pesiamo 170 kg. Nella partenza, ragazzi, non è tanto scattante, è forte ma non scatta subito, si apre piano piano e secondo me anche la velocità sul contachilometri è un po' falsata perché sale lentamente. Ma già siamo a 26 km/h e siamo in doppio. Io sono comodissimo. Motore singolo da 750 watt. Cioè, spettacolo, ragazzi. In salita 30 km/h. Adesso la salita si fa ripida e vediamo come reagisce. Naturalmente, ragazzi, non sto pedalando, ma noi 27 km/h in salita. Cioè, siamo un attimo, ragazzi, 170 kg, Sta rallentando però, Manu. La salita diventa ripida, però, oh, cioè, con questo peso non abbiamo nemmeno mai caricato la bici. Cioè, ragazzi, c'è da dire veramente che sale senza nel minimo sforzo. Andiamo a pedalare, vediamo. Vabbè, con la pedalata assistita di cosa parliamo? Vai, scendi, Manu. Fammi fare un test da solo. Comunque È comodissimo. comoda veramente. Oh, te lo giuro, veramente è comodissima sta bicicletta. Comunque è bella proprio, Oh, ma è esteticamente figa e va forte. Proviamo a fare qualche salto, ragazzi. Non mi fido perché la ruota l'ha avvitata Manuele. Paura, Ho paura. Ci proviamo, dai. Oh, io continuo a farmi i miei boom. Adesso secondo test, discesa e risalita. Sempre solo di acceleratore, ma questa volta in singolo. Vediamo. Già siamo a 50, ragazzi. Wow, ed è stabilissima. 52, 55, 54 e 2 per essere precisi, dai. Bellissimo. Bellissimo, veramente. E ragazzi, frena da Dio. Freni idraulici, che prestazioni top. Questa è una nuova, Grazie mille. Si rimangono sempre scioccati delle biciclette che vi porto sul canale. Perché parliamoci chiaro, dai, questa è molto una freak dall'aria. What? Una bicicletta che non si vede in giro, non è tanto comune. Oh, in salita da solo acceleratore, già siamo a 40 km/h, E non si ferma questa volta, anche perché non c'è peso, quindi continua ad andare spedita. Naturalmente la velocità sta calando, la salita diventa sempre più ripida, però siamo sempre a 32 km/h solo di acceleratore. Che dire, ragazzi, bicicletta veramente eccezionale. Che minchia guardi, Ma non è fighissima sta bici. Comoda, solida, ha la doppia batteria, ragazzi. Qui con la doppia batteria siamo a 200 km di autonomia, Non bruscoletti. Questa cammina e fa di strada, e ne fa di strada. Voi non lo sapete, ma a breve per tutte queste biciclette avremo un posto per testarle nel modo più assurdo. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale. Aspetta, vi ricordo di iscrivervi al canale, è gratis e a noi date un supporto immenso. E poi perché a brevissimo scoprirete questo posto che, ragazzi, vabbè, glielo possiamo dire, tanto ormai lo sanno. Abbiamo trovato la scuola per noi, il posto per noi. A breve vi presenterò il progetto con tutto quello annesso.
adesso. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.